Amici del Televignole, e questa è Alessandra Marchiotto. Gestirà Malgazanga, che finalmente riapre il 5 luglio. Alessandra, com'è la? Oddio, la va bene, dai, Sì? ce l'abbiamo fatta. 6 concorrenti e gli ha scelto te. Per E fortuna. cosa cambierà? Oddio, che staremo aperti 12 mesi all'anno stavolta, finalmente, e punto tanto anche sull'inverno, perché sono convinta che il Trentino può dar tanto. Il pole, sia con le cespolade, sia con il scialpinismo. Io parlando qua con la gente ho sentito che tanti vanno sull'inverno e però è costretto a fermarsi o sullo stivo per forza senza togliere, però tanti vogliono venire in zoo anche sapendo che è la malga, però si ferma fuori, fa campeggi, fa picnic e noi polnar dentro, e questa mi pare una roba un po' brutta, insomma, tutto lì. Ascolta, Scusate se ci do un po' di trentino e un po' di veronese, però io sono originaria veronese allora. e il velo l'ho conosciuto dalla parte dietro che è veronese, e quindi può scoprirlo dalla parte di qua, trentina, per me è il top. Vieni subito al mangiare. Oddio. Cos'è che si potrà mangiare? Allora, io mi conosco come una un po' particolare, quindi le robe tradizionali, certo, perché polenta con el, polenta con il goulash, polenta a formaggio fuso e funghi, però anche la tartare di manzo con le nostre mucche che sono lì. Le vedi al pascolo, mucche argentine della Black Angus. Anche polenta e lumazzi? Sì, polenta e bogoni. Anche perché, ma questo perché io ascolto molto il cliente e anche negli anni passati tanti mi domandano: ma ha fatto miei bogoni e la trippa d'inverno, la trippa in brodo che ho imparato a mettere su dalla nonna. Ascolta, Sì. dormire su costerà 10 euro. 10 euro perché le camere me le fo me. Sempre cresciuta nell'albergo, impari a fare di tutto, un colpo in cucina, un colpo nelle camere, perché manca uno, manca l'altro. Questa è la roba positiva. E quindi sì, 10 euro ci si sta dentro, Sì. e il guadagno è sul resto, cioè uno si dà da fare, guadagna sul globale, uno non è che viene su solo a dormire, ci sarà quello che viene su solo a dormire, ma c'è quello anche che comunque deve mangiare. Tomaria e il Francesco Maino dalla mamma Calù. Per forza, come tutti gli uomini. Come tutti gli uomini, deve. esatto. In più ho 2 figli che sono comunque grandi e hanno fatto la guarda scuola qua ad Arco e quindi sono ferrati nel mestiere, e quindi quello che è sito, quello che è internet e la pubblica relazioni sui network ci pensano loro, il grande perlomeno. Adesso abbiamo tutti appuntamento al 5 luglio, che lei è un venerdì, no? Sì, è un venerdì, dalle 5 in poi, poi vabbè anche tutto il resto dell'anno. Esatto. Io voglio lavorare tanto con la gente del posto, oltre che col turista, perché parliamoci chiaro, noi guadagniamo sul turista anche, però non è solo quello. Io ho sempre pensato che la gente del posto c'è 12 mesi all'anno, il turista c'è quei 20 giorni e forse dopo neanche più, però insomma, finché che ben venga. Insomma, noi vi disegno sta roba qui per serrarla qua. Venirà caldo e a Malgazanga, che lei ha 1140, farà fresco e si mangerà bene. Ho di mal? No, detto benissimo. Grazie. E anche se bevi bene. Anche se